Un applauso alla banda, Gioacchino Rossini e Castiglione di Strada. Stanno arrivando ancora delle persone, ma possiamo subito cominciare. Siamo qui davanti alla casa della famiglia Sammaria Giuliano e Battilana Cristina. Abbiamo questo progetto di Meridiana dal titolo Sguardo nel tempo. L'autore è la persona qui a fianco a me, Attilio Meotto di Cesarolo di San Michele a Tagliamento, che adesso è un applauso allora per il nostro autore, che la nostra Eva ci parlerà di lui. Attilio Meotto opera attivamente nel comune di San Michele al Tagliamento, svolgendo l'attività di imbianchino. È attivo in diverse associazioni e nelle attività parrocchiali. Suona l'organo in chiesa e canta con tanta passione nel coro gospel di San Michele. Le sue passioni artistiche lo hanno portato a collaborare con diversi artisti locali. Per loro ha realizzato opere artistiche utilizzando diversi materiali, tra cui le tesserine di mosaico ed il vetro. Ma anche nel campo della pittura artistica il suo impegno è ben sostenuto. Ha realizzato e restaurato diverse opere pittoriche. Recentemente si è avvicinato al mondo delle meridiane, andando a dipingere una nel suo paese, quasi per caso, solo perché un paesano che conosceva bene le sue qualità pittoriche ha preteso che ci fosse la sua mano a portare le giuste pennellate sull'opera gnomonica della sua abitazione. Da qui poi altre meridiane sono state realizzate da Attilio Meotto, che lo hanno portato recentemente fino in alta montagna, a Sauris, a realizzare una meridiana proprio sulla parete del noto prosciuttificio Wolf. Da Sauris Attilio è ritornato in pianura, arrivando qui ad Aiello, a realizzare una meridiana, questa meridiana, e questo grande trompe-l'œil, così ben fatto che passando su questa strada viene proprio voglia di portare un saluto ai due ragazzi sul terrazzino. Allora un applauso ad Attilio Meotto. Un piccolo brano musicale in onore di questa bella meridiana. La meridiana di casa Sammaria si caratterizza per la presenza sulla casa di un grande trompe-l'œil raffigurante un terrazzino fiorito e due ragazzi, Chiara e Nicola, figli di Giuliano e Cristina Sammaria, che guardano il tempo segnato sulle meridiane. La parete di questa casa è esposta al sole solo da metà pomeriggio. Per cogliere il tempo del sole tutto il giorno si sono costruiti due orologi solari, uno a riflessione dove la lettura dell'ora si legge consultando la macchia di luce sul quadrante riflessa da uno specchietto, e l'altro, classico, con l'asta perpendicolare al muro dove la lettura è data dall'estremità dell'ombra sul quadrante. Appena visibili, notate sul quadrante a riflessione, due iperboli tratteggiate da puntini indicano i 2 giorni di nascita dei figli, Chiara, 27 giugno, e Nicola, 11 gennaio. In quei giorni la macchia di luce dello specchietto lambisce i punti segnati dal sorgere del sole fino alle prime ore del pomeriggio.
Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca ad Attilio Meotto di Cesarolo di San Michele al Tagliamento per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Inviterei l'assessore provinciale, nostro concittadino Ennio De Corte, a consegnare la targa di riconoscenza da parte del Circolo al nostro autore Attilio Meotto di Cesarolo di San Michele. Un bel applauso ad Attilio per questa bella opera mnemonica in tronco a lei. Allora possiamo proseguire di poche decine di metri per la inaugurazione della seconda meridiana del concorso Aiello 2012. Grazie Attilio. È anche pericoloso per la strada in curva, quindi la banda sta qui all'interno. La meridiana l'abbiamo su questa parete della casa Tognon Trevisan, ed è una casa dove i proprietari abitano in Svizzera, sono emigranti, e per l'occasione li abbiamo qua con noi, sono venuti appositamente dalla Svizzera appunto per assistere alla inaugurazione della meridiana della loro casa. Il titolo del progetto è Via delle Barche, autrice Jenny Stocco di Fussalon, che è questa grande signorina a fianco a me. Jenny Stocco è nata a Monfalcone nel 1981. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Venezia con indirizzo pittura, dove si è diplomata nel 2006 con una tesi in anatomia artistica. Fin da bambina ha coltivato la passione per l'arte ed è soprattutto nel disegno della figura umana e nella ritrattistica che trova espressione il suo mondo. I suoi lavori spaziano dalla grafica alla pittura ad olio, acrilico, acquerello e tecnica mista, passando dal dipinto a cavalletto alla pittura murale decorativa e al trompe-l'œil. Nel 2004 ha seguito il corso di pittura ed affresco presso il centro d'arte Macam di Maglione in provincia di Torino. Ha partecipato a mostre collettive nelle città di Venezia ed in Friuli, ma anche ad Aiello alla festa delle Meridiane di 2 anni fa, con una esposizione presso il Museo della Civiltà Contadina, esponendo una serie di suoi disegni. Negli ultimi anni si è avvicinata al mondo del restauro, conseguendo nel 2009 il diploma di collaboratore restauratore. Si muove a cavallo fra il restauro e l'arte figurativa, producendo opere pittoriche e decorative di varia natura e tipologia, anche su commissione. Qui ad Aiello si è accostata da alcuni anni all'affascinante mondo delle Meridiane, cogliendo l'opportunità di restaurare anche il dipinto della Madonna di Mont Santa in piazza Ioannis. Quindi un applauso a Jenny Stocco e un breve brano musicale in onore di questa meridiana di casa Tognon Trevisan. Ecco la proprietaria. Via da Barcis, tradotto dalla lingua friulana, significa Via delle Barche, e proprio in questa casa, tanti anni fa, un falegname costruiva e riparava delle piccole barche da fiume e laguna, da qui il nome della via.
I proprietari hanno voluto ricordare il tempo passato facendo realizzare la figura del falegname, la roggia che qui passava immersa in una natura incontaminata, con il volo radente sulla campagna di un gruppo di germani reali. La meridiana a riflessione domina queste scene andando a segnare tramite la luce del sole, riflessa da uno specchietto, le ore civili. Infatti su ogni ora è stata dipinta una lemniscata, figura a forma di 8. Essa permette di adeguare l'ora del tempo solare al tempo civile tutto l'arco dell'anno. Sul lato sinistro troviamo una seconda piccola meridiana che viene illuminata dal sole da metà pomeriggio al tramonto, che entra in funzione quando sulla principale meridiana a riflessione la luce del sole non colpisce più lo specchietto che fa da gnomone alla meridiana. La lettura dell'ora su questa meridiana si effettua consultando la posizione sul quadrante della sola punta dell'ombra dell'asticella. Anche questa piccola meridiana è coronata da una scena legata alla vita lagunare. Un'anatra selvatica, a volo radente, si avvicina al suo nido per covare le uova. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca a Jenny Stocco di Fossalon di Grado per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Allora un applauso, invitiamo il sindaco di Aiello, Roberto Festa, a consegnare la targa di riconoscenza alla nostra giovane autrice Jenny Stocco di Fossalon. Allora un bel applauso anche alla nostra autrice e anche ai proprietari che ci tenevano particolarmente a questo momento e hanno fatto appunto tanta strada per arrivare qui alla inaugurazione della meridiana della loro casa. Bene, adesso attraversiamo semplicemente la strada, vi chiedo di portare anche la giusta attenzione perché siamo in un punto pericoloso, 20 metri e inauguriamo la terza meridiana del concorso di Aiello 2012. Ed eccoci qua, siamo davanti alla casa di Eva e Andrea Cumin di Aiello. Andrea lui, ma la nostra speaker è la moglie di Andrea. Ecco, abbiamo svelato. Titolo del progetto Luce in diretta. L'autore della meridiana è Andrea Cumin. Andrea nasce a Gorizia nel 1978 e vive a Romance fino al 2007, anno in cui si sposa e si trasferisce ad Aiello insieme alla moglie Eva. Nel 2010 diventa padre di un bellissimo bambino di nome Angelo, che c'è, è il vicino, col naso rosso. E esercita la sua professione di elettricista da 14 anni, ma la sua passione per elettronica risale ad un periodo ancora precedente. Affascinato dalle meridiane di Aiello, insieme a sua moglie decide di costruirne una per la parete della sua casa, utilizzando una tecnologia di recente diffusione, i pannelli fotovoltaici, dando così libero sfogo alla sua manualità, che gli ha consentito di realizzare un'opera di grande impatto visivo e che rappresenta un'assoluta novità per il suo particolare funzionamento. Allora la banda, se ci inizia con un suo brano per il buon augurio di questa meridiana.
Visto che da alcuni anni sui tetti delle case vengono utilizzati i pannelli fotovoltaici per catturare la luce del sole per produrre energia elettrica, anche su questa meridiana si è voluto far funzionare con la stessa modalità uno dei due quadranti. 8 piccoli pannelli fotovoltaici sono stati collocati in una raggiera che sarà opportunamente collocata sulla parete rivolta a sud della casa. Provvisoriamente, per farla vedere a tutti voi, la raggiera è stata posta su questo supporto provvisorio. La luce del sole ogni ora entra dalle fessure del contenitore opportunamente costruito come fosse una meridiana equatoriale per illuminare correttamente il quadrante. Il contenitore è stato fissato su un supporto fissato inclinato di 45 gradi e 52 primi, pari alla latitudine di Aiello. Ogni fessura è distanziata una dall'altra di 15 gradi. Perché tutto poi funzioni correttamente, la fessura delle ore 12 sarà allineata sul meridiano di Aiello. L'energia elettrica prodotta dagli 8 pannelli fotovoltaici collocati in fondo al contenitore illuminano ogni ora 8 piccole luci LED sul quadrante superiore in ottone, dalle ore 8 del mattino alle ore 15 del pomeriggio. Non è quindi un orologio elettrico che funziona con un timer, ma una meridiana che funziona con la luce del sole. Quando alle ore 15 questo quadrante smette di funzionare, entra in funzione, sempre che ci sia il sole, il secondo quadrante solare, che funziona come una classica meridiana con l'ombra dell'ognomone. I materiali adoperati a contrasto di colore fra loro sono 5. L'acciaio per il pannello di fondo, il rame per i piccoli raggi del sole, l'alluminio per i grandi raggi del sole, l'ottone per la meridiana a luci LED e l'inox per la meridiana classica declinante ovest. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca ad Andrea Cumin di Aiello per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Bene, allora invitiamo la responsabile della commissione della Meridiana, la insegnante Marina Giorgi di Pordenone, a consegnare la targa di riconoscenza al nostro autore Andrea Cumin. Ecco, un applauso appunto al nostro bravo autore che si è molto impegnato per la realizzazione di questa meridiana unica nel suo genere, appunto con l'intervento dei pannellini solari quando questa è in ombra e, come avete capito, con la luce che si accende su ogni ora sul quadrante in ottone. Allora abbiamo inaugurato la terza meridiana. La quarta meridiana si trova nella località del Novacco. Non potremo andare naturalmente con la banda e quindi con la presenza di gigantografie rientriamo adesso nel cortile della Meridiana, in fondo del cortile dove c'è il palco, e inaugureremo la quarta Meridiana del concorso di Aiello 2012. Ecco, quando rientriamo verso la piazza, ecco, vi chiedo cortesemente di seguire la pista ciclabile, così diamo la possibilità anche alle auto di passare. Allora rientriamo nel cortile delle Meridiane ad inaugurare la quarta Meridiana del concorso di Aiello.